Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Quello che sei per me, è inutile spiegarlo con parole, grazie a te Sveva. Questi erano i 99 POS nella tarda estate del 1998 con Quello che sei per me, grandissimo pezzo che al tempo fu un gran bel tormentone. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 996 di oggi, martedì 13 di maggio dell'anno del Signore 2025, che è anche la Madonna di Fatima. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin che sto conducendo io per adesso in sua sostituzione, e molta altra bella robetta ancora. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure il telefono 029294 7222 quando lo dirò io, cioè dopo le 19. Adesso però abbiamo già pronto, intanto buon lavoro cara Sveva, cara Castellana, abbiamo già pronto lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Vai pure col diritto e rovescio, Sveva. Il 25 maggio prossimo si terranno le votazioni nel comune di Senerchia, in provincia di Avellino. Senerchia è un paese piccolissimo, ha infatti solo 704 abitanti, ciò nonostante si sono presentate ben 20 liste. Come si spiega questa metastasi? Si spiega col fatto che i candidati possono ottenere l'aspettativa. Il bello o il brutto, anzi, è che il loro comportamento è del tutto legale, perché la Costituzione consente a qualunque cittadino di candidarsi.
Ma questa candidatura, legale come dicevo, ma anche espressiva di un malcostume diffuso, è facilitata dal fatto che nei comuni sotto i 1000 abitanti non c'è il bisogno oggi di raccogliere le firme per presentare le liste che in questo modo risultano farlocche. Di fatto però il Senato ha già approvato una proposta di legge che prevede un numero minimo di firme per presentare una lista. Ma questa proposta è ferma alla Camera. Chi è che ci urla nel manico e sta dalla parte del malcostume? È sempre implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio, d'altronde questo è il bello della democrazia e devo dire la verità, non so se ci avete fatto caso, ma negli ultimi anni ho come la sensazione che tanti davanti all'ipotesi di elezioni prendono e si mettono in lista anche se non sanno fare o col culo del bicchiere, però loro ci si mettono lo stesso sperando di farcela. Mi ricordo 30 anni fa la TV locale di Vibo Valencia, Rete Calabria, e mi ricordo questo gruppo che si presentava per il centrodestra, una lista civica collegata al centrodestra per le elezioni a sindaco. Poi non vinsero purtroppo. E allora mi ricordo questa tizia qua che guardava in camera e diceva: perché dovreste votarmi? Beh, ascoltate, cioè no, vi faccio il favore che ve lo spiego io perché dovreste votarmi. C'è gente veramente improvvisata, un altro che leggeva un comunicato per una Vibo giardino sul mare, che voleva la Vibo giardino sul mare, sì, ora piantiamo anche un ulivo nell'acqua così viene anche meglio, insomma personaggi di vario genere, veramente, dagli anni, diciamo che è dalla Seconda Repubblica in poi che francamente e c'è stata, come potremmo dire, c'è stato molto folklore, ecco, nel presentarsi alle elezioni. Sveva, quando abbiamo l'onorevole Cavandoli partiamo con il Qui Parlamento e parleremo con lei stasera di digitale, soprattutto l'innovazione digitale, perché questo è un paese che da un punto di vista elettronico è il terzo mondo dell'informatica, visto e considerato che sostanzialmente tutti sanno cos'è un computer, molto pochi lo sanno usare, per non parlare dello smartphone e tutto il resto, e per non parlare di tutti i problemi connessi, perché poi si va da un eccesso all'altro, tipo quando tu vedi persone di 80 anni a cui dicono ma ce l'ha lo speed, e quelli giustamente dicono ma quale speed, che ne so io di speed, e hanno, aggiungerei, tutto il diritto di poter rispondere in questo modo. Andiamo ancora avanti, nel frattempo diamo una bella occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel globo terracqueo, per usare l'espressione tipica della nostra premier. L'ANSA, Putin che parla della guerra in Ucraina, pianificano sanzioni a loro discapito, deficienti. Il Cremlino, diremo che sarà a Istanbul quando il presidente decide. Kiev, la sua assenza sarebbe un segnale definitivo. Ancora, le scosse, sisma, magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, scuole evacuate, gente in strada. Internazionali di tennis, partite ferme per pioggia al Foro Italico, Musetti avanti di un set su Medvedev, poi Sinner. Ancora, Medio Oriente, Netanyahu, entreremo con forza a Gaza nei prossimi giorni. Il rapporto di cittadinanza attiva, mense a scuola per le famiglie, il costo medio al mese è di 85 euro, si paga di più in Emilia Romagna, meno in Sardegna. Amministrative 25 e 26 maggio, referendum 8 e 9 giugno, ecco su che cosa si vota. Chi vuole può anche non andare a votare al referendum, essendo suo diritto, e visto e considerato che tra le proposte ce n'è una che difficilmente possiamo ritenere accettabile da un certo punto di vista. Allora, andiamo a vedere adesso la BBC, che invece apre con la visita di Trump in Arabia Saudita, dove ha firmato un accordo da 142 miliardi di Antonino, dollari. scusami se ti interrompo, c'è Sì, l'onorevole in linea. e allora sigla. Qui Parlamento.
E allora io ho il piacere di ritrovare l'onorevole Laura Cavandoli questa sera, bentornata. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Grazie davvero, non volevo interrompere, però mi dispiace il ragionamento. Vabbè, ci mancherebbe pure, che diamine. E poi io sono del parere che le signore non si fanno mai aspettare, per cui Ci ci proviamo, mancherebbe, dai. sarebbe stato cafone nei suoi confronti, che diamine. Allora, l'innovazione digitale, onorevole, io facevo un esempio prima di collegarci con lei, appunto, del fatto che l'Italia è tecnologicamente parlando il terzo mondo dell'informatica, visto e considerato che tutti sanno cos'è un computer, tutti più o meno hanno idea di come funzioni, però è altrettanto vero che molti non sanno praticamente servirsene, e questo lo vedi per esempio quando sei in coda alla posta e davanti a te c'è una persona di un'ottantina d'anni che giustamente, quando l'impiegato gli dice ma lei ce l'ha lo SPID, quello cade dalle nuvole e ha tutto il diritto di cadere dalle nuvole. Un po' diverso quando ci vedi uno di 50-60 anni che cade dalle nuvole in questi casi, allora lì la cosa si fa più grave. Soprattutto, che cosa si può fare appunto per incrementare le competenze e conoscenze tecnologiche dei nostri cittadini in tema di nuove tecnologie? Beh, io però faccio un'altra battuta, perché Sì, capita a volte in certi uffici postali in cui proprio c'è l'addetto che non sa cos'è lo SPID, perché diciamo che a volte diciamo che il ricambio generazionale non sempre ha compiuto il suo corso e c'è un discreto gap digitale sto molto anche apprezzando la sua delicatezza nel dire. nel chi deve svolgere questo lavoro. E questo ovviamente, devo dire, sono partita da questo intervento. Noi martedì scorso abbiamo fatto questo incontro del Dipartimento Innovazione qua alla Camera dei Deputati, coordinati dal nostro capo dipartimento, che è l'onorevole Giulio Centemero. Io sono partita proprio da quello. Perché? Perché l'Istat ci ha certificato, no, che solo il 46% degli italiani ha competenze digitali di base. Quindi vuol dire che stiamo veramente inseguendo, e non solo, che siamo classificati come 23esimi in Europa. Ora vi aiuto. Significa Cioè siamo quattultimi. ancora ad avvio a fare clic per iniziare, come era scritto dentro Windows 95. Siamo ancora a quello. Per Che cui, gioia. però devo dire una cosa, e un po' ce lo siamo già anticipati tutti, no? C'è intanto un grande divario dal punto di vista a favore degli uomini di genere e soprattutto un divario di età. Quindi la popolazione anziana è, diciamo, la più lontana dalle tecnologie e soprattutto, e questo devo dire è un riscatto, che fino a 40 anni uomini e donne sono allo stesso livello. Oltre c'è una propensione per la tecnologia, per l'innovazione, per le competenze digitali totalmente a favore degli uomini. C'è da dire una cosa però, sotto i 50 anni l'80% di chi ha un'istruzione terziaria, quindi si parla insomma di un post maturità, ha un'ottima competenza, quindi devo dire, e lì ci classifichiamo almeno nei primi 10 in Europa. E l'altra cosa importantissima, che credo che un po' è anche una delle nostre tesi da sostenere, perché avevamo la presenza martedì scorso di alcuni assessori del territorio, insomma, della nostra area politica, e in effetti ci sono grandi differenze a livello territoriale. Tant'è vero che le competenze digitali di base sono più diffuse nel Lazio, ma a seguire Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, che hanno effettuato già da 3, 4, 5 anni un grande investimento sulle reti di trasmissione. Quindi l'autonomia del Trentino e del Friuli Venezia Giulia ha permesso grandi investimenti che sono andati a aiutare
il superamento di questo gap digitale. Questo credo che sia il dato da cui tutti dobbiamo partire, anche perché i tavoli sull'innovazione sono tantissimi, si evolvono in vari ambiti, però io credo e continuo a insistere che noi dobbiamo partire per includere quel 54% che, ahimè, non ha competenze digitali di base, ma che purtroppo deve necessariamente dotarsi di SPID per accedere alla sua pensione o per prenotare alcuni servizi. E aggiungo, meglio dello SPID è la carta di identità digitale, quindi la carta di identità elettronica, perché permette di avere sempre un profilo digitale corretto, ma diciamo che è più semplice da attivare, sempre con una app che è del monopolio di Stato, in realtà del monopolio di Stato, e quindi permette di essere utilizzata con più semplicità se viene attivata con tutti quei codicini che ci danno quando andiamo a rinnovarla. E soprattutto noi dobbiamo permettere di utilizzare queste risorse, perché ci sono app, io le ho un po', diciamo, enucleate tutte, app che un po' ministeriali, un po' che provengono dal MEF, che ci permettono di avere dei servizi utilissimi. E io da ultimo devo dire che pur essendo una donna non amo girare con la borsetta, e la possibilità di andare in auto solo col telefonino e di evitare un'eventuale sanzione perché giro senza patente è stata veramente per me una conquista recente, devo dire, ma assolutamente una conquista, perché con l'app Io è possibile non solo diciamo digitalizzare o avere in digitale la tessera sanitaria o la carta della disabilità, ma anche la patente. Questo devo dire che è una cosa di una comodità incredibile, perché per legge, devo dire, come Lega siamo stati un po' propulsori di questa novità digitale. Esibire la patente sull'app Io equivale ad avere il tagliandino e la carta della patente. Quindi io ricordo, sono un avvocato, come spesso quando ti fermavano non avevi il cartoncino della patente, hai dimenticato la borsa, hai cambiato il cappotto, magari avevi la fotocopia e ti sanzionavano, tra l'altro è una sanzione che arriva anche a 170 euro. Ecco, questa l'abbiamo, diciamo, è rimasta la previsione all'articolo 180 del codice della strada, ma per chi si è attivato digitalmente evita la sanzione. Questo credo che sia importante, così come quell'app che si chiamava iPatente, che permetteva di avere sotto controllo i veicoli, le pratiche della motorizzazione, l'assicurazione, i punti sulla patente. Adesso anche questa è confluita come servizi sempre nell'app Io, e insieme anche a quell'altro formato importante che è la procedura della constatazione amichevole in caso di sinistro. Anche questo, proprio recentissimamente, l'Istituto della Vigilanza per le Assicurazioni ha permesso di redigerla in forma digitale, quindi online, sempre ed esclusivamente senza, perché ci teniamo a dirlo, proprio per evitare di tagliare fuori chi non ha competenze digitali di base, quindi in via parallela secondo il modulo cartaceo. Chiaro che l'innovazione va avanti, fa passi da gigante, però non dobbiamo dimenticare che le competenze digitali vanno insegnate fin dall'inizio, e noi devo dire che come Lega nel 2019 siamo riusciti a introdurre nelle scuole, proprio per l'anno scolastico 2019, dall'anno scolastico 2019-2020, l'educazione civica, che contiene al suo interno anche quella che è l'educazione alla cittadinanza digitale. Su questo si sta lavorando tanto anche a livello istituzionale con l'Agicom e con gli enti regionali che sono addetti, diciamo, alla formazione, e su questo credo che ci sia l'importanza
di spiegare ai ragazzi anche come si usa il digitale, perché il digitale è una prospettiva necessaria, è una competenza necessaria e importante, ma con potenzialità enormi, ma non possiamo permettere ai ragazzi di tralasciare tutti quegli avvisi che riguardano la tutela di se stessi, la privacy. Le fotografie che sui social, una volta pubblicate, sono ormai di dominio pubblico, e quindi cercare di formare dei cittadini digitali significa anche prevenire comportamenti nocivi a se stessi o agli altri, quindi mi riferisco anche al tema del cyberbullismo e quindi anche chiaramente utilizzare i social, utilizzare gli strumenti digitali nel senso corretto del rispetto delle altre persone. Ovviamente queste competenze vengono poi, diciamo, acquisite, devono avere chiaramente un substrato molto forte, perché vediamo che ci sono professioni che ormai non possono esimersi da queste conoscenze. E lo dico da avvocato, dove diciamo ormai il processo telematico non ha sostituito tutte le udienze, però chiaramente durante il periodo Covid soprattutto ha dato un grande impulso a quello che è l'amministrazione e l'evoluzione dei procedimenti giurisdizionali e giudiziari. Quindi insomma non dobbiamo ignorare le competenze digitali, dobbiamo educare i cittadini, e noi del Dipartimento Innovazione ci siamo messi un po' nel mezzo, nel trasmettere ai cittadini quelle che sono le competenze e le potenzialità, e anche però mettersi dalla parte del legislatore. Infatti stiamo preparando una proposta di legge per chiudere, diciamo, la digitalizzazione anche dei comuni per tutte quelle che sono le richieste agli uffici attività produttive, agli uffici sull'occupazione del suolo pubblico, perché stiamo preparando una proposta di legge per il pagamento del bollo in forma telematica. Le chiedo 10 secondi di pausa, le chiedo scusa perché abbiamo sforato un pochino, le chiedo 10 secondi di pausa. Le donne parlano troppo. No, parlano bene. Prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E allora, appunto, concludiamo con l'onorevole Laura Cavandoli questo qui Parlamento. Le dicevo, lei parlava del bollo, tassa ahimè non molto gradita, però cosa state preparando? Soprattutto quando è che la bollite? Ma in realtà sì, non è il bollo auto, che già questo ha un pagamento pressoché solo digitale, no? È proprio la marca da bollo per le richieste che si fanno nei comuni, che purtroppo deve essere al momento acquistata e scansionata, o addirittura digitato il codice. Ecco, stiamo cercando di fare in modo che possa essere pagata direttamente online con un'applicazione. In questo modo andiamo nella doppia direzione. Lo facciamo pagare questo bollo, per cui si va nel fine anti-elusivo, ma non dobbiamo fare in modo che il cittadino che fa una domanda online deve andare a cercare una tabaccheria per acquistare il bollo. Questo è un po', credo, l'importanza che portiamo avanti, il munus che portiamo avanti come Dipartimento Innovazione. Rendere le cose semplici, togliere un po' di burocrazia, ma soprattutto agevolare all'utilizzo degli strumenti telematici digitali, ma in piena sicurezza. E devo dire che la consapevolezza della conoscenza di questi strumenti porta ad avere più sicurezza, perché qui rubo ancora qualche secondo, insomma abbiamo molti alert che ci arrivano con messaggi fraudolenti, con insomma, richieste di denaro da parte dei congiunti. Ecco, credo che su questo l'attenzione, che sono tentativi di phishing, tentativi di truffa, deve essere importante, e anche su questo serve quindi la conoscenza degli strumenti. Fate un controllo in più meglio che fare un controllo in meno.
Molto bene. Allora, onorevole, noi ci risentiamo presto e grazie al suo tempo. Grazie a voi, buona serata e buon lavoro a tutti. Buona serata, sigla e poi ci sentiamo. Adriano Celentano, storia d'amore e di coltello del 1971. Poi vi spiego perché, a tra poco. Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Solo per amore non si vive, io ce l'ho scritto nel destino, scorpito sulla mano. C'è un'altra cosa più importante, per quella ci si campa, per quella si muore. Un uomo vero per l'onore, se fa spacca pure ancora il cuore, perché la vita non è vita se chi la deve vivere l'onore non ce l'ha. Eppure se io t'amo tanto non posso avere impianto e me ne devo andare. Tornerò, non me ne andrò mai più, e con te del mondo sarò re, ma se tu non me vedrai tornare, sappi che l'ho fatto pure per te. Tramonta il sole a mano, attorno a noi diventa scuro, spariscono le cose. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, questo era storia d'amore e di coltello, film nel quale Adriano Celentano, tra l'altro, prova a recitare in romanesco. Meglio che non vada avanti, se no Sveva tra poco mi chiude la trasmissione e succedono guai. Quindi andatevelo a vedere di nascosto da Sveva, perché effettivamente gli effetti sono anche abbastanza esilaranti. No, scherzi a parte, parliamo di coltello. Ieri Fabio Mendolara sulla Verità ha parlato appunto dell'emergenza di questi ragazzi, di questi adolescenti che escono fuori di casa armati di coltello e combinano guai seri se non ammazzano gente. Perché succede questo? Soprattutto da cosa nasce questo modo di fare? Io ne ho parlato con lui, con il buon Fabio, quest'oggi. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Sveva. Allora, io stasera ho il piacere di ritrovare un amico, oltre che un valentissimo collega di cronaca nera, soprattutto su La Verità. Lo ringrazio sempre per il suo tempo e per la sua cortesia, perché è un uomo di grande pazienza. Fabio Mendolara, che ancora una volta è tra noi. Fabio, senti, ieri io in rassegna stampa, sempre complimentandomi per il tuo lavoro, ho visto una tua inchiesta sui giovani e il fatto che ormai c'è questa tendenza, diciamo, a tirare fuori i coltelli. Ma Fabio, a cosa è dovuto tutto questo? Perché accade? Perché me lo sono chiesto anche io. Intanto però dobbiamo fare un passo indietro. Sì. E per capire se è diventato un fenomeno oppure se stiamo parlando insomma di coincidenze. E devo dire che da almeno un
anno e mezzo, quasi 2 anni a questa parte, sono gli stessi inquirenti ad aver cambiato un po' rotta diciamo sull'uso di armi o oggetti atti a offendere da parte dei minorenni, perché di questo parliamo. C'è una diffusione, diciamo così, endemica di coltelli di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, di qualsiasi dimensione da parte dei minorenni. Nelle relazioni per l'inaugurazione dell'anno giudiziario di diversi distretti di Corte d'Appello, ma in particolare mi hanno colpito le parole del procuratore generale di Roma, c'è un allarme vero e proprio il fenomeno. E mi hanno colpito molto i dati contenuti in una relazione del procuratore minorile di Milano, Sì. che inserisce anche alcuni dati in questa relazione e afferma che nell'ultimo anno, quindi la relazione è del 2025, parliamo dei dati del 2024, le denunce per possesso diciamo di armi bianche nei confronti di minori che hanno non solo portato in luogo pubblico dei coltelli, ma li hanno usati per offendere e quindi hanno commesso o dei reati collegati del tipo lesioni, tentati omicidi, in un caso anche un omicidio. I dati forniti, dai dati forniti risulta che c'è una crescita rispetto all'anno precedente del 300%. Ecco, il fenomeno è più o meno questo. I ragazzi escono di casa con lo smartphone in una tasca e il coltello nell'altra. Niente di meno. Niente di meno. Ma senti, a che cosa è dovuto tutto questo? A che cosa è dovuto? Sicuramente sono cambiati un po' i tempi e sicuramente ci sono troppi cattivi maestri in giro, del tipo, basta guardare su YouTube qualche video di un trapper qualsiasi per accorgersi che ci sono immagini esplicite dove questi qui si mostrano con armi, con i coltelli, con la droga, e non parliamo dei testi delle loro canzoni, perché diciamo sono un inno alla violenza continuo. I tempi perché sono cambiati? Perché dico questo? Perché mentre diciamo la mia generazione diciamo, era sottoposta a una sorta di controllo sociale, cioè bastava essere un rockettaro o un po' più estremo, quindi che ne so, un metallaro, per essere additato e indicato come un violento, un drogato, che ne so, uno pericoloso. Eppure bastava ascoltare che ne so, quelle canzoni dei rockettari per capire che magari si parlava di amore, si parlava Sì. di violenza, c'era ben poco, tranne pochi casi davvero estremi. Oggi invece la frittata è completamente ribaltata, cioè è difficile che ascoltiamo parole d'amore in una canzone trap, ascoltiamo tutt'altro. Quindi sono bombardati questi giovani da continue violenze, con continui messaggi pro violenza, e gli arrivano oltre che dalla musica anche da serie televisive, anche da soprattutto quelle più alla moda, insomma, quelle più seguite sono di solito quelle più sanguinarie e violente. Ovviamente anche il contesto sociale è un po' diverso, mentre quando io ero un ragazzino, alle scuole medie, ricordo, trovarono un mio compagno di scuola con un coltellino, ma era veramente un coltellino minuscolo, forse 3-4 centimetri di lama. Scoppiò un caso e i professori chiamarono i genitori ecco, si innescavano dei meccanismi che impedivano che si ripetesse qualcosa del genere. E oggi invece vediamo che proprio fuori dalle scuole basta fare una piccola ricerca su Google per vedere quanti ragazzini sono finiti accoltellati per una lite cominciata in classe e poi finita fuori dalla scuola. Quindi qualcosa è saltato, insomma.
Decisamente, però scusami, la cosa più incredibile è questa, la facilità con cui si procurano queste armi, ma dove vanno a cercarsele? Come fanno a comprare coltelli ovunque? Questo è facilissimo, basta smanettare un po' sul web per capire che si può comprare la qualunque. Cioè, il coltello è veramente la cosa più semplice da acquistare. Addirittura quello in stile Rambo, insomma, con la doppia lama, da un lato dentata e dall'altra affilata. Io personalmente mi sono divertito nel corso del tempo per il settimanale Panorama a fare degli acquisti veramente strani. Una volta ho comprato sul dark web dei documenti falsi, e poi ho comprato di recente delle sostanze diserbanti vietate in Europa, pensate dal 1992, le ho importate dalla Cina. Quindi veramente si può comprare qualsiasi cosa. Sì, decisamente. E il bello è che non c'è legge, non c'è diritto, non c'è assolutamente alcuna tutela, perché quello infatti che nella realtà è impossibile, perché se vai al consorzio agrario provinciale e gli dici ho bisogno di questo determinato diserbante, quelli appunto ti rispondono non ne abbiamo più dal 1992. Dopodiché fai un giro 10 minuti online e trovi tutto quello che vuoi. E questo dimostra proprio il fatto che il diritto non ci sia online, il bisogno di convenzioni internazionali, il bisogno di interventi precisi da parte dello Stato, che peraltro deve contrattare con gli altri, perché è chiaro che la norma cinese fino a dove vale e la norma italiana fino a dove vale, cioè non ha assolutamente senso tutto questo e genera il E Far questo West di cui sopra. purtroppo è l'altra faccia della medaglia della globalizzazione o post-globalizzazione, ormai la possiamo definire, che è davvero qualcosa di incontrollabile. Fabio, ho visto che i carabinieri hanno avviato questa campagna Un coltello non ti protegge. Cosa vogliono ottenere i carabinieri in particolare? Perché vedo che viene Intanto citato appunto la legge 110 del 75, se non sbaglio è la legge reale questa qua. sì, intanto ben vengano, diciamo, le azioni di sensibilizzazione. Mm. C'è anche un cambio di passo da parte dei magistrati, perché lo accennavo all'inizio, però è bene specificarlo, perché fino a un paio d'anni fa, se un minorenne veniva beccato con un coltello, si applicavano tutte quelle questioni legate alla non punibilità in quanto minorenne. E quindi c'era una forte, diciamo, azione di clemenza nei confronti del minorenne che veniva trovato armato, tranne se poi magari era recidivo, tranne se magari aveva commesso altri reati con quell'arma, tranne, diciamo, casi eccezionali. Però il solo porto illegale di arma veniva, tra virgolette, come dire, derubricato. Invece, da un paio d'anni a questa parte, proprio i magistrati stanno dando le indicazioni alle forze di polizia, ma anche, diciamo, tra di loro stessi, e ripeto, durante le inaugurazioni dell'anno giudiziario ho trovato qua e là in più di una corte d'appello, e stanno cercando di, proprio perché il fenomeno si sta diffondendo, stanno cercando di invertire la rotta, dicendo no, forse dobbiamo punire abbastanza duramente anche chi porta soltanto l'arma illegale. E questo, diciamo, è un aspetto probabilmente positivo sotto la linea del contrasto. L'azione dei carabinieri va benissimo invece sotto, diciamo, se è inserita sul binario della prevenzione. Il tema della scuola, coltelli che sono stati usati per aggredire dei professori, coltelli che sono stati usati per minacciare direttamente dentro le scuole, ma non si può fare niente anche sotto un profilo disciplinare oltre che penale, perché io ricordo non era un caso di coltelli, ma era il caso, se non sbaglio, di due ragazzi che avevano impallinato una professoressa con la pistola a gommini. Beh, gli avevano dato alla fine 15 giorni di sospensione e la cosa era finita lì.
Ecco, perché siamo una società ancora così perdonista su queste cose? Perché soprattutto non c'è la giusta durezza su questi temi. Tanto parliamo di minorenni e quindi già diciamo, il termine che viene usato dalla giustizia italiana, non è un caso che la magistratura che si occupa dei minorenni è definita per i minorenni, non è un caso, era più semplice chiamarla procura del tribunale dei minorenni. Invece è procura per i minorenni, tribunale per i minorenni. Quindi quel per sta ad indicare qualcosa, sta ad indicare che è a loro favore, non è soltanto, diciamo così, un controllo giustizialista, chiamiamolo, definiamolo così, ma anzi deve essere una magistratura che li comprende, che cerca di capire, che si adopera per loro. E quindi è un po' nascosto in questa, anche nella terminologia, il nocciolo della questione. Siamo garantisti, ipergarantisti nei confronti dei minorenni perché è una giustizia a loro favore. Il problema è che sta degenerando la situazione. Ci sono escalation di reati commessi dai minorenni, escalation di reati molto gravi, ricordo sempre con accoltellamenti, addirittura degli omicidi in Campania, anche tra ragazzi, diciamo, in qualche modo contigui alla criminalità organizzata, ma basta fare una piccola ricerca su Google per trovare veramente decine e decine di casi in cui sono volate coltellate e i casi sono finiti anche in modo atroce. Quindi bisogna intervenire in qualche modo, ovviamente, probabilmente, insomma, la legislazione ci può un po' aiutare. Certamente, probabilmente ci vorranno delle leggi più stringenti e che soprattutto... Senti, ma non sarebbe il caso di rivedere anche le norme sulla punibilità? Perché a oggi si è penalmente perseguibili a 14 anni, non sarebbe il caso di abbassarla a 12? E infatti è proprio quello che stanno sostenendo cominciano a sostenere i magistrati. Quando prima vi dicevo che fino a qualche anno fa hanno cercato in tutti i modi di applicare diciamo tutte le questioni di non punibilità, mi riferivo proprio a quello. Adesso però comincia un po' a cambiare l'orientamento, anche se è legato all'età, anche se si cerca sempre di aiutare il minorenne che tra virgolette sbaglia, non sempre finisce più solo con una tirata d'orecchie. Infatti sarebbe ora di abbandonare l'epoca delle prediche e delle tiratine d'orecchi nei confronti di chi tira fuori i coltelli. E invece per questi trapper che cosa si può fare? Perché qualcuno dirà: ah, ma qual è il limite allora tra l'arte e la manifestazione del pensiero e l'incitamento a commettere reati? Allora, l'incitamento a commettere reati è un specifico e rubricato nel codice penale. C'è un caso di scuola molto interessante che è stato applicato a Piacenza. Lì un trapper si è visto oscurare il suo canale YouTube, i suoi social, su disposizione dell'autorità giudiziaria, perché era provato un incitamento all'odio. Devo dire che all'inizio, diciamo, questo provvedimento ha retto, diciamo, davanti diciamo, ai primi scogli giudiziari, quindi potrebbe fare giurisprudenza. E quello è un meccanismo di contrasto, insomma. Molto bene, allora Fabio, io ti ringrazio molto per il tuo tempo e ci risentiamo presto con nuove storie. Una domanda a margine con Grazie. cui ti voglio lasciare, ma questo De Maria, l'evaso omicida della povera signora Ciamelia,
che era la sua amante, e mancato omicida del suo collega egiziano che aveva messo in guardia questa povera donna. Fino a che punto si può essere perdonisti? Ma io delle valutazioni sul soggetto le avrei fatte. Così come quando all'inizio, diciamo, mi sono cominciato a occupare del caso, quando mi sono state segnalate, diciamo, le coincidenze, dice ha accoltellato il collega barista e poi la ragazza è sparita, la signora è sparita, e sono andato a vedere un po' i precedenti penali di questo personaggio e c'aveva un omicidio con condanna passata in giudicato, diciamo oltretutto con l'uso del coltello. Sì. Poi una fuga e una latitanza di 2 anni. Poi dopo con questa premessa, io quando ho cominciato a occuparmi Sì. di questo caso, mi sono subito chiesto, ma quando cominciavano a segnalarmi le prime coincidenze, cioè ha accoltellato il collega barista e poi è scomparsa la collega, subito dico, ma andiamo a vedere chi è questo personaggio. E sono emersi i precedenti penali, cioè un omicidio di una ragazza con l'uso di un coltello, con condanna passata in giudicato, e poi una fuga all'estero, una latitanza di 2 anni. Ora, un personaggio che ha questo profilo, io al posto di un magistrato di sorveglianza, insomma, qualche problema in più me lo sarei posto. Magari sì, perché dobbiamo ricordare tutti che, diciamo, il carcere deve avere una finalità rieducativa, e quello di Bollate, per carità, è al top sotto questo aspetto, o almeno quantomeno offre tutti gli strumenti per poter recuperare un detenuto. Però quando mi trovo con un profilo di questo tipo, io quantomeno avrei disposto dei controlli superiori rispetto a quelli che c'erano, cioè non mi presento dopo alcune ore, non torno, rientro in carcere dopo alcune ore e comincio a dare l'allarme, può essere già troppo tardi. Quindi qualche controllo in più, qualche controllo anche durante la permanenza fuori, anche prima del rientro, anche con delle verifiche una tantum, diciamo, a mo' di blitz, anche per fargli sentire una sorta di controllo maggiore, perché casi come quello di De Maria ce ne sono messi alla semilibertà con quelle modalità, ce ne sono veramente tantissimi. Poi per fortuna non tutti finiscono nel modo tragico in cui è finito quello di Milano, però anche un solo caso bisogna prevenire. Quindi sicuramente ci sono delle responsabilità, e il DAP ci ha fatto sapere che un'inchiesta interna per verificare cosa non è andato per il verso giusto. E allora ci diamo appuntamento anche per questo fatto, per questo caso. Grazie Fabio. Grazie a te e ai radioascoltatori. Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure, senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so, si devo dirlo, ma chi, se mai qualcuno capirà,
esempio piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare non lo so. Sì, devo dirlo, ma a chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a me piace per gioco tirar dei calci ad una zolla di terra, passarla dei bimbi che intorno al fuoco cantano, giocano e fanno la guerra. Poi mi piace scoprire lontano il mare se il cielo è all'imbrunire. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. Di nuovo a te la linea, Antonino. Ben trovato l'avvocato De Filippi, buonasera, come stai Claudio? Caro Antonino, ciao, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. E immagino ci sia al telefono il signor Daniele. Salve, buonasera a tutti. Ben trovato. Avvocato, allora, chi è il signor Daniele? Allora, io conosco Lo chiamiamo la storia del solo signor con nome per Daniele ovvi motivi. relativamente, perché mi è stato presentato da un'associazione di una cara amica, l'associazione minorile che ha sede a Torino e a Lucca. Praticamente signor Daniele mi ha spiegato un po' tutta la sua situazione. Io prima di entrare nel dettaglio, di parlare lui del suo argomento, della sua questione, volevo riprendere un po' il filo da quello che ci eravamo detti la scorsa puntata, quando era venuto il presidente dell'associazione Figli del Mediterraneo, avvocato Gismondi, che aveva parlato praticamente di una situazione generale nella giustizia italiana di due pesi, due misure, quando il genitore uomo e il genitore donna non sono sullo stesso piano, e ha tirato in ballo un sacco di questioni che io adesso ovviamente non ripercorro, ma in parole povere, diciamo così, lui ha detto: il codice rosso non è fatto per tutti, ma è fatto per le donne. Questa affermazione forte del collega, io mi sento sono d'accordo, perché sappiamo bene che una legge non può essere fatta per un solo genere, deve essere per tutti. La legge è uguale per tutti, questo è un po' il nostro. Allora, a questo punto questo non è. E a questo punto io volevo che parlasse un attimino appunto il signor Daniele della sua storia, ricordandogli che per motivi, dal momento che è coinvolta una minore, di non fare nomi, chiamiamola minore S se il padre è d'accordo, giusto, signor Daniele? Ok. Certo, non parliamo del tuo cognome e non parliamo neanche dei luoghi dove sei, parliamo che tu stai nel centro Italia, giusto? È così, centro Italia? Ok, centro Italia. Ok, questo ovviamente per diciamo rispetto alla minore, per non fare nessun nome di niente, di nessuno, ma il caso ci interessa. Racconta pure, grazie. Prego.
Allora, in pratica io stavo con una compagna, una donna meravigliosa e tuttora ho grandissima stima e rispetto di questa persona. Purtroppo lei è stata un'amministrata e ha nominato amministratore di sostegno per giunta esterno, cioè non un familiare ma un'avvocatessa. Sì. E allora che è successo? Che quando abbiamo avuto la prima figlia, la bambina S appunto, ci aveva fatto la segnalazione al Tribunale dei Minori, che si è attivato immediatamente e è stata tolta la bambina. È stata messa in una comunità, potevamo fare solo incontri protetti, ma non potevo partecipare né io né la madre. Solo il nonno paterno poteva partecipare a questi incontri e la sua compagna all'epoca. Scusami Daniele, volevo farti una domanda. Per quale ragione c'è stato l'allontanamento dalla casa della bambina? Quanti anni aveva la bambina quando è stata allontanata? La bambina poco, è appena nata addirittura. Ce l'ha avuto 15-20 giorni, non ricordo. 15-20 giorni. È stata messa in una casa famiglia, hai detto? È andata a finire subito in una casa famiglia, immediatamente appena nata. Appena Quindi neanche nata. tempo per le valutazioni e non hanno considerato i familiari che si sono proposti come coppie affidatarie. Perché c'erano anche familiari che si erano proposti come affidatari per questa bambina. Ma c'erano i nonni? C'erano i nonni? Dei parenti di mio padre. Sì, certo. Ma dico, anche i nonni erano disponibili a prendere la bimba? Era disponibile. Mio padre era disponibile, certo. Pure il padre della mia ex era disponibile. Tutti disponibili. Ma le ragioni dell'allontanamento, scusa, per far capire anche a Antonino, ai radioascoltatori e anche a me stesso, ma le ragioni dell'allontanamento quali sarebbero state? Ragioni economiche? Le ragioni pretestuose, perché in pratica la mamma era invalida, povera donna, ma probabilmente dovuto ai psicofarmaci, perché gli hanno dato sempre psicofarmaci molto pesanti fin da quando era bambina e lei lamentava anche giramenti di testa quando li prendeva. Sotto somministrazione lamentava sintomi gravi, tant'è che dopo poverina ha avuto anche un ritardo mentale, probabilmente iatrogeno, questa povera donna. Ho capito. E tu invece da un punto di vista lavorativo, il lavoro? Vabbè, io non lavoravo, però il fatto è che ho avuto problemi perché mia madre si è affidata spesso alla psichiatria, mi ha fatto mettere il sostegno quando andavo a scuola, anche se io non ho problemi mentali di quel livello, insomma. Sì, ma adesso attualmente lavori, diciamo, hai ripreso a lavorare? No, attualmente no, perché sto male fisicamente, quindi purtroppo non posso lavorare in questo periodo perché la salute è cagionevole. E poi ci raccontavi di questa minore S, che cosa è successo? È andata in casa famiglia e poi voi cosa ne avete? Sapete qualcosa di lei? C'era... Poi dopo il Covid non hanno più permesso di fare incontri protetti. Quindi parliamo del 2021, quegli anni lì, insomma, no? Giusto? Appena finito, esatto. Sì. Dopo il Covid ci hanno fatto perdere forzatamente ogni contatto, nonostante che la bambina ci avesse un ottimo rapporto con il padre paterno, cioè con il nonno paterno. Quanti mesi hanno impiegato a fartela vedere? Quante volte l'hai vista? I nonni e alla tu? Fine avremo fatto 3-4 incontri, non pochi. 3-4 incontri mio padre e la sua compagna, che all'epoca era la compagna polacca, che poi poverina è morta, questa signora. Sì, ma quanti incontri avete fatto con la minore? Ma 3-4 incontri, mi sa, non tanti. In un anno, in 2 anni, in 3 anni, in quanto? In tutto il tempo che era stato permesso, sarà un annetto circa, o qualche mese, ma il tempo. Quindi 3-4 incontri in un anno. E poi basta, non si è più vista. Poi non si è più vista. E quindi tu non hai più notizie della bimba? Non ho più notizie, si dice, si vocifera, voci di corridoio, che è stata data in adozione. Hai fatto causa con un avvocato, non parliamo neanche non tiriamo in ballo neanche l'avvocato. E cosa è successo in tribunale? Raccontaci un po' dell'odissea giudiziaria. Purtroppo l'avvocato sembrava che la situazione si stava volgendo a nostro favore, poi dopodiché è nato un maschietto.
sempre Sì. con la compagna con cui stavo, che ci ho sempre avuto un ottimo rapporto, non ho niente da recriminare a questa donna, anche Sì. se effettivamente ha fatto degli errori molto gravi, i bambini li abbiamo persi anche a causa dei suoi errori, però io non me la posso Sì. assolutamente prendere con lei perché è una persona fragile, povera donna, che è stata molto Sì. facilmente strumentalizzata dalla comunità, Sì. quindi non me la prendo. Dopodiché è nato il maschietto. Sì. Ovviamente quel periodo abbiamo tenuto la gravidanza nascosta perché insomma questo che è successo col maschietto, con la femminuccia, non ci tenevamo a avere gli occhi addosso di certe persone. Eppure lì ci hanno tolto dopo pochi giorni che è nato in ospedale. Ancora. Ho capito. E che cosa è successo col maschietto? Come si chiama? Dici solo a lei lettera d'iniziale, se vuoi. NN, no, solo N lo chiamiamo. Per la N, privacy. ok, N. E cosa è successo? Cosa è successo? L'avete visto? Avete avuto contatti come con la bimba o no? Col maschietto purtroppo abbiamo avuto contatti molto brevi perché pure lui non è manco mai rientrato a casa, solo in ospedale e abbiamo avuto contatti col bambino. La mamma Quindi non era l'avete brava, visto. se ne prendeva Ma cura, allora, lo accudiva anche quello che poteva in ospedale, stava sempre una persona molto Sì, diligente, sì, molto scrupolosa, a cui Sì, non ho sì, niente da recriminare alla povera donna. ma la cosa che viene spontanea a dire, ma in tutta questa vicenda, i nonni, no? Tuo padre che volevi far partecipare anche alla trasmissione, mi sembra che volevi. Oggi non poteva perché Tuo lui sta padre a casa, lavora tuo fuori con la padre, compagna, ha una è in pensione. è in pensione. Quindi avrebbe tutto il tempo di poter seguire questi bambini, capite? E questa Per quale ragione non hanno affidato a lui, non hanno fatto intervenire i nonni? C'hai anche la mamma che è la nonna che poteva aiutare o no? Hanno reputato pure lui un idoneo. Ma persino mia Perché? madre ultimamente si è molto addolcita sulla questione, ha detto che avrebbe tenuti lei, se fosse necessario, ma questo proprio non è stato manco minimamente preso in considerazione come ipotesi. Ma tua madre, la nonna, diciamo così, anche lei poteva aiutare in questa situazione? Pure lei, sì, ma pure lei ha fatto pure il corredino alla bambina, al bambino. Ha un lavoro, la signora, ha una pensione, ha qualcosa, la nonna? Pensionata, sta bene, prende una pensione alta, tutto. Ma per quale ragione non si preferisce i nonni a chiunque altro? Non capisco. Guarda, si sono costituiti anche i nonni in questa procedura, hanno chiesto anche loro. Non posso mettere il carro davanti ai buoi, ma penso che il motivo vero sia la corruzione nei tribunali dei minori. Penso che tu dici che ci sono delle disfunzioni, questo lo dici tu, però sostanzialmente la questione è preso quelle famiglie affidatarie, penso che probabilmente è questa la questione. Sì, ma io dico, ma sui nonni c'è stata una pronuncia, qualcuno ha detto non sono idonei, qualcuno ha detto non hanno redditi, o non c'è stato nulla? Non c'è stato troppo avanti. Sul nonno ha detto che non è idoneo, purtroppo. Cioè che era idoneo per la femminuccia, per il maschietto sono stati molto più sul vago. Ma se era idoneo per la femminuccia, perché non era idoneo per il maschietto? E comunque perché non gli hanno dato la femminuccia, almeno? Non capisco io questo. Comunque. La battaglia giudiziaria è finita o c'è ancora speranza? No, è ancora aperta, però si è complicata perché dice che pure il maschietto è andato in adozione, si dice. Sì, tu non hai nessuna notizia certa di tutto ciò. Non sappiamo niente di certo, è tutta una situazione nebulosa. Ma anche i nonni, parliamo sempre di loro, ma è ovvio che quando si è un po' in difficoltà arrivano i nonni a dar manforte. Anche i nonni non avevano la possibilità di vederlo, il maschietto, la femminuccia, i due fratellini. Quando stava in comunità, poi dopo non ci vedeva in videochiamate in comunità, la mamma ogni tanto ci faceva vedere. Poi stava in incontri protetti solo col maschietto, lo vedevamo. Però ultimamente vedevamo questa brutta tendenza a voler escludere la mamma, quando invece sarebbe stato giustissimo lasciare alla mamma il ruolo principale d'accudimento, ciò che gli è stato negato a quella povera donna. Cioè, quando vedevate i bambini, la mamma veniva allontanata, questo non c'era un incontro collettivo, questo stai dicendo, giusto? Incontri, la mamma veniva allontanata, purtroppo, sì. Veniva allontanata. Cosa ti posso dire, caro? Io, non conoscendo bene la tua vicenda, ma
Ovviamente chi me l'ha segnalata mi ha detto che è una vicenda gravissima, quindi che era meritevole di attenzione particolare. Posso solo dire che sembrerebbe che questa riforma Cartabia non abbia inciso minimamente sui tempi della giustizia minorile, non abbia in nessun modo, diciamo così, nonostante il codice abbia dei positivi addentellati, per esempio in caso di visita, altri casi rispetto al tuo che è un caso più complesso, quindi ci siano degli strumenti che sono previsti dalla legge, però sostanzialmente, come dicevamo sempre nella trasmissione dell'altro giorno, dell'altra settimana, con l'associazione romana dell'avvocato Gismondi, lo stesso Gismondi dice ma i giudici non le applicano. Se non applicano i rimedi che sono previsti dal codice, chiaramente la riforma può andarsi a fare benedire, ma diciamo così che da un punto di vista generale mi è sembrato di capire che gli avvocati contestino, una parte di essi, che la riforma Cartabia nell'ambito minorile non riduca i tempi, non riduca le attese, perché giustamente quando devi vedere un minore, se perdi 6 mesi, se perdi un anno, se perdi 1 anno e mezzo, se perdi 2 anni, il rapporto si va in qualche modo affievolendo, il rapporto con i genitori, con la madre, col papà, con i nonni. Quindi il tempo e la tempestività degli interventi da parte dei giudici, anche con misure restrittive, misure contro uno dei due coniugi, ex compagni, genitori dei minori, sono fondamentali. Per cui se ciascuno dei genitori fa il proprio dovere, ovviamente quello nell'ambito diverso del diritto di visita, un po' diverso dal vostro, ma non troppo, perché quando si tratta di andare a vedere nella casa famiglia dagli assistenti sociali bisogna che ci sia un calendario. Per voi c'è stato un calendario, è stato fissato un calendario di visite? Dopo è stati interrotti tutti gli incontri dopo il Covid, durante il Covid. Questo è Hanno già un preso la fatto palla al balzo incredibile, per fare perché quello noi che si pare può loro. capire, però sostanzialmente non è che puoi azzerare gli incontri perché c'è il Covid. Appunto, Ma dicevo, appunto, ma un anche dopo, anche calendario quando è finito prima il del Covid Covid, hanno c'è azzerato. stato mai un calendario di visite? Ma prima c'era, ma poi dopo hanno azzerato tutto con la scusa del Covid, hanno preso la palla al balzo per fare quello che pare a loro. Ma mi sembra una situazione veramente, come posso dire, purtroppo incredibile, ma tanto incredibile quanto comune, perché non tutti hanno la storia ovviamente che sta raccontando adesso il papà, però sostanzialmente insomma dietro queste situazioni ci sono dei veri e propri drammi familiari, depressioni, ansia, cioè praticamente quello che psicologicamente un papà, una mamma, dei nonni provano per l'allontanamento dai loro figli, i loro nipoti, è una vera e propria tragedia, e quindi la sensibilità degli operatori, non solo dei giudici, ma dei consulenti tecnici d'ufficio, degli assistenti sociali, degli psicologi, di tutti, dovrebbe essere tale da consentire di recuperare il rapporto, di fare in modo, in tutti i modi possibili, il contrario di quello che purtroppo a volte avviene. Quindi io, lasciando la parola ad Antonino, se vuole fare un suo intervento su un caso come questo o su casi analoghi, voglio dire l'ultima cosa, che bisogna riformare di nuovo la giustizia minorile, perché il ruolo dei tribunali dei minori, secondo il mio modesto parere, è fallimentare. Ma soprattutto è importante che si riformi il ruolo della psicologia e della psichiatria, che viene troppo facilmente strumentalizzata al fine di togliere i minori. Perché certo, soprattutto il pericolo quando i bambini sono piccoli. Certo. Antonino, cosa dici di un caso come questo? Chiaramente è un caso molto complesso e preferisco non esprimermi, però le vorrei chiedere ora quali saranno le prossime mosse.
Ora stiamo ancora lottando con l'avvocato, che però non viene più minimamente preso in considerazione. Il Tribunale dei minori semplicemente non risponde più. Diciamo che l'avvocato a volte si trova frustrato in tutte le sue iniziative. Sì, perché non gli rispondono più minimamente, cioè lo ignorano proprio pari pari. Lui scrive, ma sembra le che scriva istanze dell'avvocato spesso e volentieri sono rigettate de plano o addirittura non sono neanche considerate così? Esatto. Proprio molti proprio non considerano proprio quello che scrive, come se non scrivesse proprio. La situazione è quella che è sostanzialmente, però attenzione, lo spirito della nostra trasmissione è sempre quello di non mollare mai. Questo è il messaggio. Il messaggio è molto semplicistico per certi aspetti, a volte utopistico, ma molto concreto. Quando si tratta di figli, quando si tratta di affetti, quando si tratta di queste situazioni, non bisogna mai mollare. E quindi se le cose non vanno, poi ovviamente si possono anche fare esposti, si possono fare segnalazioni, denunce e quant'altro. Capisco che anche queste non è semplice farle, non è semplice ottenere qualcosa, ma ovviamente è necessario, perché il diritto soprattutto, e quando il diritto diventa rovescio, l'avvocato ovviamente si sente frustrato, si sente inutile, e questo non va bene, perché in uno Stato di diritto la giustizia deve essere ottenuta secondo le regole, però senza mai pensare di mollare. Questa è l'unica cosa che posso dire al nostro ospite stasera. Per cui la giustizia è lenta, sappiamo che i tempi sono biblici, ma crederci è la cosa più importante. Io auguro al nostro ospite di tornare da noi con buone notizie. Molto speriamo. bene. Siamo positivi. Grazie a della tutti. tua partecipazione. Grazie di nuovo. A voi, a risentirci. grazie a voi. Ciao. E allora, bella gente, adesso alle 19:27 minuti e 20 secondi possiamo chiudere questa pagina dedicata al diritto, e io direi che potremmo anche fare una bella cosa. Sveva, se ti va, andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo una canzone degli Squallor che riecheggia molte polemiche di questi tempi contorti che viviamo. Revival 1982 dall'album Scoraggiando. A tra poco. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Russi e rossi, tutti credevate che ero morto, ma il mio amico, camerata, compagno, tu fatica in bagno, mi ha dato ospitalità e a mucca da Waller e Alibaba. Applausi qua sotto. Torneremo, ho fatto troppo lungo, un giorno a conquistare e spezzare i reti alla clinica Bonfanti. Troppi organi dello Stati si sono alloffiati e torneremo e vinceremo. Vicino, ma chi sta parlando questo qua? Io non lo conosco, ma anche io. Chi è questo qua? Non lo conosco. Io non lo conosco, Vincenzo, questo è la prima volta. Boh. Popoli terrestri, umani e anche disumani, il giorno della vittoria è lontana, molto ma molto
molto lontana, ma nessuno ci può Pure io ho visto questo qui in qualche carosello. cantare vittoria. Io qualche cosa che non mi ricordo. Ma quando mai quel carosello? Tu dici la capa dove quando chiari quello non capisci più niente. Ti sei indromato col cervello. Ma vattene che questo ho visto. Io me lo ricordo. Saranno passati 30-40 anni, ma me lo ricordo. Monte Carlesi, o Monegaschi che si voglia, più fisce e meno giocatori, o tutti al muro di Berlino. Balleremo tutte le notti tanghi perversi, ci ubriacheremo di Pepsi Cola e di Coca-Cola, ma mai lo yogurt. Infierisce sul pathos e sulle vitamines. Quando saremo a Orgia, orgeremo ostrogoti. Non è perso nulla, nulla, Questo qua. Rulla. Che ma il giorno della panna è vicino. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, questo era Revival degli Squallor dall'album Scoraggiando del 1982. Il giorno della panna è vicino. Dongo Star, che più dongo non si può. Eppure io me lo ricordo questo. Io me lo ricordo. Effettivamente me lo ricordo io, ma forse se lo ricordano di più quelli che ogni volta verso fine aprile o ogni volta che succede qualcosa gridano che è tornato quello lì, appunto, della canzone degli Squallor. Va bene, 0292947222 il telefono è aperto, le 19:32 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Andiamo adesso verso la fine di questa puntata numero 996. Domattina alle 7:30 ci ritroveremo as usual con oh Jesus, con la rassegna stampa, e Sava Sandir saremo ancora una volta a vostra disposizione. Rassegna stampa al mattino, puntata 997 di Zoom domani sera. Sveva qua, quota 1000 si avvicina pericolosamente, aggiungerei. Sarà veramente interessante capire come festeggiare questo millennium. Comunque, scherzi a parte, intanto, ecco, io mentre andava appunto il pezzo degli Squallor mi stavo lievemente inalberando, perché qui veramente bisogna fare una riflessione soprattutto sui buoni e giusti. I buoni e giusti, quelli che l'anno scorso di questi tempi dicevano che sì, Biden è pronto, sì, sarà una grande vittoria contro Trump, qua, là, cric, croc e manico di fiasco, come si dice in Sicilia, perché viene fuori ora un libro, scrive Lanza, che si chiama Original Sin, peccato originale, scritto dai giornalisti della CNN Jake Tapper e di Axios Alex Thompson, che sulla base di circa 200 testimonianze raccolte soprattutto fra i democratici ha concluso che il calo fisico di Biden nel 2023-24 era così evidente che i suoi consiglieri hanno privatamente valutato la possibilità che avesse bisogno di una sedia a rotelle in caso di rielezione. Ora, io torno a ripetere, l'avevo scritto su Italia Oggi, ma a questo punto torno a ripeterlo, tornerò a scriverne. Chi cacchio ha governato l'America davanti a un signore che evidentemente non era più in grado di essere presente a se stesso? 1. 2. Per quale motivo non si è dimesso? Beh, a questo punto la risposta mi sembra retorica, perché se no presidente degli Stati Uniti d'America sarebbe diventata un incompetente della più bell'acqua quale Kamala Harris. Ecco, gente così è quella gente che poi viene e vi fa la morale e vi dice che Trump è un porco, che Trump fa schifo, che Trump
è un disgraziato, tutto quello che volete voi. Capito che roba? Questi privatamente sapevano che avrebbero rieletto uno in sedia a rotelle, probabilmente incapace di rendersi conto persino di dove fosse. Vi rendete conto? Sentite qua. Il collega appunto, tra l'altro David Plouffe, che ha dato una mano ai due autori di questo libro ed è un ex della campagna di Kamala Harris e Barack Obama, secondo le anticipazioni di questo volume che uscirà il 20 maggio, ha descritto i 107 giorni di campagna elettorale della Harris contro Donald Trump come fottuto incubo e ha puntato il dito contro Biden. È tutta colpa sua, ha aggiunto, scrive l'ANSA. Un altro stratega democratico citato nel libro ha parlato della determinazione di Biden a ricandidarsi come un abominio. Ha rubato un'elezione al Partito Democratico, l'ha rubata al popolo americano. No, non l'ha rubata. Non ha rubato proprio niente. Non ha rubato proprio niente. Lui è stato solo la punta dell'iceberg, torno a ripetere, di qualcosa di molto grave che riguarda la democrazia. Perché quando un capo, specialmente di una nazione come gli Stati Uniti d'America, non è in grado di esercitare il suo mandato, deve passare mano. Non può continuare a far finta di niente. E invece vi vorrei ricordare, e questo mi fa ulteriormente incazzare, invece sui social spesso e volentieri trovavate quello col ditino alzato che vi spiegava che Biden stava bene, che non è che quando è andato al G7 con la Meloni si è girato a salutare l'amico immaginario, ma perché stava guardando i paracadutisti della Folgore, li stava ammirando, e poi dicevano che stava bene, che lui era andato dal medico, il medico l'aveva visitato, aveva detto che era a posto, che la sua salute era in ordine, qua e là. Fottuti imbroglioni, mentitori, che avete giocato con la pelle e sulla pelle dell'Occidente, semplicemente perché il vostro problema era che non venisse l'uomo nero, cioè che non arrivasse l'elezione di Trump. Vi rendete conto questa gente com'è? Cioè già solo per questo meritano di non andare più alla Casa Bianca per i prossimi 30 anni. 30 anni. Perché gente che mente a un paese intero sulla salute del comandante in capo, un tizio che ha al comando un arsenale di armi nucleari e altra roba che Dio solo lo sa, gente così non dovrebbe essere in grado nemmeno di candidarsi alle elezioni per la guida di capocondomino. Altro che la Casa Bianca, altro che il governo degli Stati Uniti d'America. Capito che roba questi qui? Vabbè. Trump invece in Arabia Saudita dice una cosa storica. Ecco, la differenza tra come li possiamo definire, gli scappati di casa che si sentono tutti loro e la gente che cerca di entrare nella storia è tutta qua. Trump è in Arabia Saudita, possiamo raggiungere la pace. Scrive sempre l'ANSA, giornata fitta di appuntamenti a Riyadh, vertice con Bin Salman, accordo da 142 miliardi per le armi Antonino, USA. scusami se ti interrompo, abbiamo una chiamata. Ah, pronto, chi è là? Eccoci qua, Antonino, sono Walter, Friuli Venezia Giulia, buonasera. Ehi, Walter, ben trovato. Mi piace questo tuo modo di approcciarmi, questo da amicone, anche io ti considero un amicone. E soprattutto no, ma guarda, questo è il bello della radio, quindi siete tutti benvenuti e io vi considero tutti amici. Malgrado qualche sbavatura ogni tanto, ma ci sta ogni tanto dover ricordare le regole del Fight Club, cioè polemiche solo sulle idee e non sulle persone, e evitare per quanto possibile il turpiloquio. Ma se scappa la mala parola, pazienza, dimmi tutto, Walter. Sono d'accordo sul contesto radio, no? Perché comunque ti dà la possibilità di poter esprimerti, di poterti esprimere e di avere anche degli interlocutori magari come te o come Sammy o come anche il direttore Cainarca, comunque Grazie. Persone come anche qualche persona della Lega che in qualche modo non è un'interruzione mai, ma è una continuazione di un dialogo, tutto lì. Dopodiché le cose possono venire fuori e siccome abbiamo bisogno anche come Lega di idee,
Adesso ti dico una cosa che forse non ti ho detto, forse te l'avrò già detta, non lo so. Io sono stato presidente per circa 33 anni di un'associazione di volontariato Onlus che si chiamava Psiche Friuli. E quando ho sentito la testimonianza di questo signore che parlava, credo, con uno psichiatra, che ti ha dato determinate risposte, poi tu hai dato altre risposte. Tra l'altro condivido pienamente la questione di Biden, cioè quella che hai detto adesso, cioè salto di palo in frasca, ma credo proprio che abbiano giocato con noi, ok? Hanno giocato con i sentimenti. Molto gravemente, aggiungerei. Esatto. E scusami, e questo, perdonami un attimo, questo si ricollega a una battuta che gli aveva fatto i primi tempi Putin, perché a un certo punto avevano avuto parole, non mi ricordo per che cosa, è stato prima della guerra, e a un certo punto Putin gli disse con la salute tutto bene, così, e pose sta domanda che sembrava leggiare tanto nell'aria come a dire ma questo mo che cazzo c'entra che gli sta chiedendo com'è che sta? E però poi dopo tutto sto tempo leggi che addirittura questi preventivavano un tizio in carrozzella, non come Roosevelt, ma sostanzialmente abbandonato a se stesso, che governa una nazione dotata di 4.000-5.000 testate atomiche. Ma stiamo scherzando qui? Scusami Walter, vai. No, l'idea è sempre quella di cominciare a dire molto apertamente siamo persone, uomini e donne che hanno il senso, diciamo, della ragione, di dire ci hanno preso per il culo. Continuate a prendersi per il culo. La sinistra continua a fare una cosa, a prendersi per il culo. Qui da noi c'è una libertà per Regeni che dura da 2000 anni ormai, siamo anche stanchi di vederla noi che giriamo con la macchina a Cerviniano e quant'altro, sapendo che la verità, tutti quanti che noi siamo di qua, sappiamo che la verità non è esattamente quella che loro tentano di far passare, è tutta un'altra con l'Egitto e compagnia bella. Detto questo, però io volevo arrivare al discorso. Vabbè, io non entro su questa cosa, porta pazienza. Lasciamo in pace il povero Regeni. Comunque andiamo avanti. Sì, lasciamo in pace il povero Regeni, ma lasciamo in pace anche la povera gente come noi che è costretta a subire un simbolo che non condivide, cioè che non condivide. Quindi anche lì, allora, ho capito, lasciamo in pace il povero Regeni, lasciamo in pace il povero qua, il povero là, però intanto noi ignavi, cosiddetti ignavi, da parte della sinistra siamo qui a berci tutto, compreso queste cose qua. Cioè dei simboli ci interessano gli alpini, ma non ci interessano tutte queste cose qua, per l'amor del cielo. Detto che si è interessato i 5 Stelle, si sono interessati la sinistra, hanno costruito cartelli gialli dappertutto, per l'amor del cielo. Povero Regeni è morto, pace all'anima sua, amen, come diciamo noi, diciamo come dico io, che sono un storico, no? Però poi basta, perché anche mio padre è morto, mia sorella è morta, mio zio è morto, qualche amico mio io ho 72 anni, Antonino, quindi ho passato, come dire, a Milano quello che erano anche altre storie di politica, ho degli amici morti, però non è stata fatta tutta questa, hai capito? Basta, come siamo razzisti, siamo fascisti, è tutta una retorica. Detto questo, io però volevo tornare all'argomento di prima di questo signore che lamentava dello psichiatra che diceva alcune cose. Sì. Sono stato presidente di questa associazione, ti posso dire che l'errore più grave che commette lo Stato, l'errore più grave, e l'abbiamo subito noi dopo 30 anni di associazione Onlus, l'associazione si chiamava Psiche Friuli. Qual era? Quello che le associazioni di volontariato Onlus, no, non possono partecipare a quelle che sono le decisioni nelle stanze dei bottoni. Nelle stanze dei bottoni le associazioni non esistono solo con il contesto di essere bravi, essere buoni, essere padroni del dono, e quindi c'è di mezzo la Chiesa e c'è di mezzo la sinistra. Renzi ha fatto una legge sul volontariato quella volta, o chi per esso, che era una legge che voleva praticamente in qualche modo in Friuli Venezia Giulia dominare il volontariato, controllarlo, eccetera, eccetera. E in questo volontariato, qui ci sono molte associazioni meritevoli, eccetera, eccetera, c'è questo argomento retorico del dono, tu sei volontario, quindi tu sei così. Noi abbiamo lottato come familiari per anni perché ci occupavamo di salute mentale, e quindi salute mentale cosa vuol dire? Dalla schizofrenia arrivavamo alla depressione, quindi dall'alto carico al basso carico. Abbiamo tentato anche con qualche psichiatra in gamba di entrare nel merito di una questione importante, che era quella di far partecipare le associazioni dei familiari anche a tutte quelle che potevano essere gli incontri a livello territoriale, regionale e quant'altro.
L'unica partecipazione era legata a che cosa? Fasullissima, agli incontri che dovevano poi essere comunque coordinati da qualcuno che comunque si occupava più o meno di politica e che poi in qualche modo è stato anche assunto dalla politica e ha in qualche modo anche lì come coordinato il volontariato. Ecco, se questo uomo, questo padre, questo nonno, io sono un nonno, avesse la possibilità di avere un'associazione che come noi perorava, noi poi dopo ci siamo chiusi, l'associazione l'abbiamo chiusa qualche anno fa perché io per una questione anche di salute, avendo 4 bypass, essendo un diabetico, compagnia bella, ho detto beh adesso basta perché non ne posso più, dopo 30 anni non ce la faccio più. Se ci fosse la possibilità e qualcuno capisse questo messaggio, che l'associazionismo non può essere solamente preso ed essere festeggiato dal Presidente della Repubblica come eroi tout court, eccetera, eccetera, ma deve essere messo nelle condizioni di partecipare in modo attivo a quelle che sono le decisioni e anche le indecisioni da parte di quello che è la sanità in generale. Noi come Psiche Friuli questa cosa l'abbiamo fatta, l'abbiamo tentata, eravamo una onlus, quindi senza scopo di lucro, ci siamo sempre mantenuti, poi ad un certo punto abbiamo deciso che siccome era una guerra, che non era una guerra, ma era una cosa che non si poteva fare, non era possibile. Non era possibile, perché tutto questo deve restare comunque in mano a un determinato cosiddetto sistema, che peraltro, io insisto nel dirlo, è sostanzialmente di sinistra, sostanzialmente Dio della sinistra in generale. Sono loro che devono essere quelli che portano in alto i cuori e in alto i doni. Così come in parte, e spero che questo Papa non sia d'accordo su questo, così come in parte lo è anche la Chiesa, con l'aspetto della confessione, eccetera, eccetera. Cioè, gli unici che comunque possono avere la governance di determinate situazioni. E vale anche per questo uomo che prima denunciava con te determinate situazioni e poi lo psichiatra o chi per essa bisogna cambiare qua, bisogna cambiare là, la politica questa e là. La politica può cambiare soltanto, Antonino, se capisce questo ragionamento, questo discorso, che è un discorso difficile se vogliamo, però il volontariato non può essere quello soltanto che dice come siamo buoni, ci pensiamo noi, sostituiamo in parte quello che la sanità non fa e non controfà. Questo è sbagliatissimo. Il volontariato è un'altra cosa, è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza di situazioni, esperienza vuol dire passare attraverso e quindi ha delle competenze morali, valoriali e comunque anche, ha la possibilità di dire la verità su determinate cose, ma deve essere ovviamente affrontato anche dalle istituzioni, senza paura. Invece la paura ci mette nelle condizioni di andare avanti con i simboli, la salute mentale, la schizofrenia, il matto che diventa simpatico, eccetera, eccetera, eccetera. Non è vero, non è così. È il matto o non solo il matto, perché poi non è questione di matti, anche lì i matti poi alla fine. Sì, io devo chiudere però, Walter, che sono già fuori. Scusami l'accaloramento, ma no, so che tu sei una persona comunque che questi ragionamenti, come dire, in qualche modo li metabolizza, te li faccio. Grazie. Soprattutto alla regista che mi ha dato la possibilità alla ragazza di poter intervenire dandomi anche una tempistica, quindi bravissima. Grazie a te. Allora, noi chiudiamo qua, perdonate, mi dissocio dalle parole del nostro Walter su Giulio Regeni, perché quando un ragazzo sparisce, viene torturato dai servizi segreti e viene riconosciuto da sua madre ormai cadavere per un neo, se non sbaglio, che aveva sulla punta del naso, il desiderio di scoprire la verità resta, non fosse altro che c'è una madre che ha diritto di sapere perché suo figlio è morto, tutto qua. Poi dopo ognuno ne trae le conseguenze che vuole, poi dopo discutiamo dei nostri rapporti con l'Egitto, che sono altra cosa separata dalla vicenda del povero Regeni, eccetera, eccetera. Perdonate. Bene, chiudiamo qui, domani appuntamento alle 7:30, ci salutiamo con Pierangelo Bertoli a Muso Duro del 1979. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
Avete ascoltato Zoom, il drive time